Ecco, ci troviamo con Riccardo Rodriguez, consigliere comunale di Portogruaro Più. C'è un argomento che sta facendo banco in questo momento a Portogruaro, soprattutto a Portogruaro. Bertoncello isolato, c'era il titolo sul giornale stamattina riguardo all'ospedale unico. Portogruaro Più si è espressa contraria, però lei ci vuole un po' spiegare meglio questo pensiero vostro? Io ritengo che le affermazioni dei giorni scorsi del sindaco Bertoncello, che dice no in maniera perentoria in conferenza dei sindaci dopo la proposta del direttore generale Bramezza, che ha detto che ci sono finalmente le possibilità anche economiche da parte della regione di costituire l'ospedale unico, e ha preso posizione come unico sindaco dicendo no, senza peraltro spiegare i motivi. Noi riteniamo che sia un'opportunità da cogliere, soprattutto oggi che siamo in un periodo di crisi economica gravissima. Riteniamo che la creazione dell'ospedale unico possa mettere fine ai campanilismi tra Portogruaro e Sandonà che oggi ci sono, perché le schede regionali per esempio prevedono l'area chirurgica a Portogruaro e la medicina a Sandonà. È chiaro che i sandonatesi sono arrabbiati perché dovranno venire a Portogruaro per oculistica e otorino, che avrà il primariato con il dottor Schesari facente funzioni a Portogruaro. Io credo che l'ospedale unico, anzi crediamo che l'ospedale unico come Portogruaro Più possa portare razionalizzazione, qualità e risparmi economici. Sì, quindi il sindaco in questo momento è un pugile suonato, isolato, è messo all'angolo, è fuori dalla storia, fuori dalla politica, fuori da ogni logica della realtà e soprattutto dalla logica della nuova impostazione regionale che ha introdotto questo governo in regione. Sì, il suo pensiero l'ha espresso chiaramente. Quello che a me stupisce è che anche il sindaco di Concordia e di Fossalta, che notoriamente sono della stessa linea di Bertoncello, in questo caso lo abbiano lasciato solo, e anche il neo sindaco di Sandonà è per l'ospedale unico. Però io ho sentito un po' di cittadini, un po' la gente, ho tastato il polso. Bertoncello ha dalla sua parte i cittadini di Portogruaro, che non è poco per un sindaco avere i cittadini dalla sua. Politicamente voi osteggiate questo, non pensa che anche in vista della prossima campagna elettorale andare contro quello che è un pensiero del popolo sia controproducente per voi? Guardi, mi ha fatto una domanda per la quale è facilissimo rispondere. La gente la conosciamo, la cittadinanza la conosciamo, siamo molto attenti alle esigenze della stessa, ma sappiamo che la cittadinanza ha reazioni emotive. In questo momento si dice, me lo dice lei, che questa posizione di Bertoncello vede il sindaco, vede il popolo, la popolazione a favore, ma soltanto perché la popolazione vede questo progetto dell'ospedale unico come un progetto lontano. In realtà siamo in un momento storico dove 6-7 anni passano alla velocità della luce, vuoi anche dall'amplificarsi dei problemi. Quindi credo che dal punto di vista politico Bertoncello non potrà trarne giovamento, intanto in quanto è in scadenza di mandato. Credo anche che il non appoggio, e così rispondo anche alla sua ultima domanda che mi aveva fatto precedentemente, sul fatto che non sia stato sostenuto nemmeno dai sindaci Anastasia e Geromin di Concordia, io ritengo che questo sia dovuto sia alla spia ulteriore del fatto che Bertoncello oggi all'interno del Partito Democratico sia in grossa difficoltà, tanto è vero che secondo me Bertoncello ha commesso un grosso azzardo nel dire non mi candido più a Portogruaro, anche se potrei farlo perché voglio candidarmi in Consiglio regionale. Credo che questa sia una sua speranza ormai caduta nei sogni, perché mi pare che sia evidente che oggi, rispetto alle candidature regionali per il Partito Democratico, il personaggio
più in vista della zona, peraltro sindaco fino a un mese fa, sia Luigino Moro, quindi do una notizia, ecco, quindi non è più il candidato per le regionali per il PD, non è più come Bertoncello supererebbe, ma è Luigino Moro. Ecco, allora un'ultima informazione da dare ai cittadini, perché magari è stato scritto, ma giusto per ricordarlo, quanti soldi ci vogliono per l'ospedale unico? Perché loro parlano che hanno accantonato delle risorse in regione, ma non fanno cifre esatte. Lei magari ci può dire qualche cifra? Io non faccio cifre, le cifre sono di competenza del direttore generale che le ha espresse l'altro giorno durante l'incontro con i sindaci. So che è una cifra cospicua già accantonata, già a disposizione della Regione Veneto, e credo che poi la parte restante non so se si voglia procedere poi con un project finance, quindi può essere che quello che manca si cercherà la collaborazione dei privati, come è avvenuto per l'ospedale di Sant'Orso Tratiene Schio, come è accaduto per l'ospedale all'Angelo di Mestre, e come avverrà, visto che è stato firmato da poco, il protocollo di intesa per la costruzione del nuovo ospedale di Padova. Quindi credo che i privati avranno una parte, E perciò sarà un finanziamento misto, insomma? Sarà un finanziamento misto con ogni probabilità. L'importante è che ancora una volta Portogruaro non pianga quando le vacche sono uscite dalla stalla e dire abbiamo perso l'attimo giusto. Credo che sulla sanità non si possa scherzare, la sanità non è di destra né di sinistra né di centro, dobbiamo saper cogliere da bravi amministratori, e il sindaco, che è il primo cittadino, deve fino alla fine del suo mandato rendersi conto che certe cose o si prendono al volo o si rischia di perdere definitivamente, perché soldi ce ne sono pochi e quando ce ne sono bisogna essere in grado di sfruttarli, e questo significa buon governo. Mi ha fatto venire in mente le sue ultime parole una cosa che le pongo adesso, perché ci sono state delle dichiarazioni di Moreno Teso che nel analizzare la situazione diceva che il sindaco Bertoncello non ha mai fatto niente per l'ospedale di Portogruaro e che era ininfluente come peso politico. Lei concorda? Io concordo pienamente, perché mi pare che l'unica cosa che abbia fatto Bertoncello sia una cosa che risale al dicembre del 2011, quando si trovarono, come diceva una vecchia canzone di Gino Paoli, 4 amici al bar davanti all'ospedale per fare un picchetto, che poi ha portato a che cosa? A nulla, a cavalcare, come spesso succede, la tigre della sanità, che è un cavallo tigre molto facile da cavalcare, però bisogna portare fatti. E le ricordo, non ultimo, che chi oggi presiede il Consiglio Comunale, non so se lo è ancora, ma lo è stato per molti anni, anche presidente del diritto dei malati, e quindi mi chiedo a che cosa siano serviti questi picchetti. Credo che i picchetti sulla sanità siano serviti soltanto ad una autoreferenzialità e a una mera becera propaganda politica. Oggi la gente vuole fatti, non gli interessa più dei simboli di partito, non gli interessa più dei picchetti, ma ha capito che in un momento di crisi, se ci sono dei soldi, delle risorse da utilizzare, vanno utilizzate al meglio, perché questo vuol dire saper governare, saper amministrare al meglio. Mi pare che rispetto alla situazione della sanità a Portogruaro, Bertoncello ci possa prendere un bel 4 in pagella. Bene, la ringrazio.